Sì. Va ora in onda la rassegna stampa. Carnaca satira valnanca nalira, me lo diceva sempre mio nonno e mia nonna, perché mi stiracchiavo. Se ti stiracchi troppo non vali nulla, hai capito? E questo lo diciamo a tutti voi che vi state stiracchiando alle 7:32. Che cosa vuoi fare se non ti stiracchi, ragazzi? Dici? Sì. Ho capito cosa state facendo. Bene, no, allora guarda, io non mi offendo, non mi offendo se mi portate con voi in bagno, anzi, abbiamo il jingle. Suona la sveglia, mi chiama il destino, arriva puntuale il bisogno mattino. Saluto il trono con aria beata e la giornata è già cominciata. Grazie al nostro filosofo, certo, è Chiurazzi, Davide Chiurazzi, famoso filosofo che ha scritto anche un libro. Potete indovinare dove l'ha scritto? Il buongiorno da Sammy Varin e da Simone Regia, come state? Spero tutto bene. Siamo in diretta nazionale su Radio Libertà. Ci ascoltate in tutta Italia con la Radio DAB o con l'autoradio, certo. Se siete in coda mentre andate verso l'ufficio, schiacciate DAB sul vostro frontalino dell'autoradio e scoprite un'immensità di nuove radio che in FM non ci stanno perché ce ne sono troppe, allora sono passate nella banda DAB, tra cui noi di Radio Libertà. Buongiorno a chi ci segue su Facebook cercando Radio Libertà, su YouTube cercando il canale di Radio Libertà, ma soprattutto su Facebook la pagina di Lega Salvini Premier con più di 1 milione di follower. Picciu, ma quanti mi accendete la mattina, il pomeriggio, la sera. Grazie a tutti voi, facciamo squadra per fare una nuova informazione non noiosa. Vi metto sul tavolo gli argomenti che so benissimo a voi interessano e poi voi decidete di approfondirli, magari anche spendendo quell'1,50 € e procurandovi un giornale. Quanto tempo è che non leggete un quotidiano? Dite la verità. Vi vedo. Il buon mattino da parte di Sammy Varin. Grazie, sì, mi arrivano già le dichiarazioni d'amore, sentiamola. Lo amiamo. Lo amiamo, lo so. Lo amiamo. Lo so, vi ringrazio dell'affetto. Lo amiamo. Ma il bello di essere qui quest'oggi, mentre su Milano cade una pioggerellina fina, è cercare di spiegare cosa sta accadendo nel mondo. Lasciamo stare. Allora vi dico subito che questa mattina avremo alle 9 una giovanissima Giada Di Muzio, che è la nuova coordinatrice regionale della Lega Giovani in Abruzzo, classe 2000, dalla provincia di Pescara, molto attiva nel sociale ed eletta anche nella prima commissione pari opportunità del comune dove vive, Spoltore. Attenzione, perché Giada Di Muzio è diventata responsabile regionale della Lega Giovani in Abruzzo ed è stata bersagliata da centinaia e centinaia di offese in rete. E questo ci ha fatto arrabbiare da una parte, ma dall'altra ci ha rincuorato perché vuol dire che la Lega fa paura. E come se fa paura, ragazzi miei? E una ragazzina di poco più di 20 anni può fare ancora più paura perché ha le idee chiare. Non vi dico i miei figli come iniziano ad averle le idee. Bada ben, tuffiamoci sui quotidiani ricordandovi, cari amici vicini e lontani, voi che vi state girando tra le coperte e non avete alcuna intenzione di alzarvi, voi che state preparando il caffè con la moka. Che profumo, sì, me ne date un po'. Noi abbiamo quello della macchinetta, non ne possiamo più. Vi ricordo che potete scrivermi in qualunque momento, anche adesso, un WhatsApp al 3406709 659. Questo è il numero di WhatsApp. Voi mi scrivete un messaggino, mi compare subito plim qui nel computer. 340 6709 659. In qualunque momento, è adesso, ma anche questa sera, questa notte, noi comunque ci rimane e sarò felice di rendervi partecipi delle nostre trasmissioni. Abbiamo Simonetta Matone più avanti
bello bello, è Simonetta Mattoni alle 11 e torneremo a parlare di cose importanti come l'affidamento dei bambini ad altre famiglie, temporaneo, quando ci sono problematiche, eccetera, ma è un argomento molto delicato. Avremo Alessandro Villa, cantautore disabile che già avete conosciuto molte volte perché lo ospitiamo almeno una volta all'anno, ci viene a trovare, ma è venuto a trovarci anche lo stand di Radio Libertà. Avremo, cosa vi devo dire tutto quello che adesso sono la signorina buonasera, non ho capito. No, volevo richiedere al nostro regista Simone, che ringrazio naturalmente per essere presente, sei presente? Ah, c'è, ok. Se c'è Claudio Borghi Aquilini, perché ha fatto un intervento ieri in Senato stupendo, che ha fatto quasi arrabbiare la nostra Meloni, e per cui alle 11, alle 8:45 potremo mandare lui dal Senato. È stato potentissimo e oggi è ripreso su tutti i quotidiani, ce lo ha fatto diventare molto duro politicamente, naturalmente. Dai, mi tuffo sul giornale di riferimento per tutti voi, lo so benissimo, vi conosco ad uno e so che è il vostro quotidiano preferito, anche perché costa solo 1,50 €, mica tanto poco però, mica poco tanto. Il quotidiano Il Manifesto, quotidiano comunista. Che cosa titola oggi il Manifesto? Un bel titolo, che ci fa pensare, sempre divertente chiaramente il Manifesto, irriverente come non mai, il ballo del mattone, signori, e a ballare il ballo del mattone c'è Salvini con Tajani. Allora vi dico, conoscendo Salvini, è stato nostro direttore per un po' di anni qui in questa radio, e non so se proprio gli piace l'idea di fare il ballo del mattone con Tajani. Però, giustamente il Manifesto giustifica dicendo: arriva finalmente il testo della legge di bilancio, la tassa un po' più alta sugli affitti brevi c'è, ma con eccezioni, e Salvini e Tajani annunciano che la toglieranno del tutto in Parlamento. Più che i centri storici e gli inquilini, la destra ha a cuore la rendita immobiliare. Così scrive oggi il quotidiano Il Manifesto, titolando Il ballo del mattone. Subito sotto in taglio basso c'è naturalmente il discorso che la Meloni ha tenuto ieri al Senato e poi alla Camera, perché oggi va in Europa, vedremo cosa deciderà, cosa decideranno, cosa vuoi che decidano. Meloni all'assalto del Green Deal, sta cambiando qualche cosa? Oh, ma non è che siamo noi che andiamo all'assalto, è la von der Leyen che pare che stia cambiando idea, perché ha capito di aver fatto un favore alla Cina, ma ci ha messo qualche annetto a capire questa cosa. Però a noi fa piacere che ci si arrivi prima o poi. Giorgia Meloni, mi sto leggendo il Manifesto, signori. Giorgia Meloni si presenta alle Camere per la consueta informativa alla vigilia del Consiglio europeo e dopo aver esaltato il piano Trump per Gaza e giurato sostegno quasi incondizionato all'Ucraina, la Premier si lancia in un vero e proprio assalto al cuore dell'Europa, o meglio, al cuore verde dell'Europa, rappresentato dal Green Deal, un patto considerato figlio di una visione ideologica dei cambiamenti climatici. Bisogna abbandonare un approccio ideologico e pertanto irragionevole che impone obiettivi irraggiungibili e insostenibili, che ha caratterizzato la stagione del Green Deal, sono le parole di Meloni. Scintille in aula con Schlein, getta fango sull'Italia. La segretaria del PD, con Meloni al governo, gli italiani sono diventati più poveri. La solita frase, chiaramente la realtà è che noi diventiamo comunque sempre più poveri con chiunque ci sia al governo. Bello comunque il Manifesto, mi fa piacere che lo stiate apprezzando, mi state scrivendo improperi. Allora vado sul Secolo d'Italia, che so è qui di trovare una sponda migliore. Cosa è successo? Finito le pile del computer. Secolo d'Italia, eccolo qua. Basta fango sull'Italia. Meloni alle Camere affonda il campo largo. Grave parlare di democrazia, a rischio
Su Secolo d'Italia, l'editoriale di Maurizio Ferrini. Per un futuro di pace in Medio Oriente, Hamas deve accettare di non avere alcun ruolo nella governance transitoria nel futuro Stato palestinese e deve essere disarmato per impedire che continui a rappresentare una minaccia per la stabilità regionale. Così la Premier Giorgia Meloni, intervenendo in Parlamento per le sue comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo di domani e venerdì 23 e 24 ottobre, Meloni ricorda le recenti immagini provenienti da Gaza. Abbiamo avuto anche in questi giorni prova della ferocia di questa organizzazione anche nei confronti degli stessi palestinesi, in una pericolosa serie di esecuzioni sommarie che consideriamo inaccettabili, mentre la violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas dimostra ancora una volta chi sia il principale nemico dei palestinesi. Tuttavia, la conseguente rappresaglia israeliana, concretizzatasi in nuove vittime civili e nell'interruzione del transito degli aiuti umanitari, rappresenta un'altra scelta che non condividiamo. Il recente accordo sul piano in 20 punti presentato dal presidente Donald Trump e firmato a Sharm el-Sheikh sulla crisi medio orientale ha rappresentato uno sviluppo estremamente positivo e concreto ed è frutto di un lungo e complesso lavoro diplomatico al quale l'Italia ha contribuito con costanza e pragmatismo, ha quindi sottolineato in Senato. L'Italia esorta tutte le parti a cogliere l'opportunità fornita da questo spiraglio di pace, rispettando i termini del piano e ovviamente è pronta a fare la sua parte da protagonista. Ha detto quindi così la Meloni, messa in prima pagina dal Secolo d'Italia. Così abbiamo fatto par condicio il manifesto e il Secolo d'Italia. Da Sammy Varin, grazie per il gentile ascolto. Arrivederci. No? Non posso andare via. No? Non posso, no? Non si può, no? Non si può andarsene così, anche perché, insomma, vi dicevo di un certo Claudio Borghi Aquilini, che voi conoscete benissimo, e che ha detto qualcosina che è sfuggita sia al manifesto che al Secolo d'Italia. Bada ben, bada ben. E adesso vi porto su altri giornali. Prima però posso salutare Massimo Scotti? Lo posso salutare, dai, lo saluto. Chi è Massimo Scotti? È un mio vecchio collega, adesso è diventato professor Scotti. No, non vende riso, non presenta nulla, ma è un professore di matematica, mi pare, ed è stato uno dei miei primi colleghi di radio nel lontano anno 1978. 79, 77, che anno era? Per dire che eravamo molto piccoli e giocavamo a fare la radio a Casa Varin. È stato uno dei primi che ha accettato questi giochi che gli imponevo a chi volesse frequentarmi e poi io sono andato avanti a giocare. Buon lavoro a Massimo Scotti, che finalmente è diventato serio e adesso eccomi qua, certamente, grazie a chi mi sta scrivendo al 340-6709-659, no, non compro nulla, assolutamente, adesso ci sono pure quelli che mi vendono roba tramite WhatsApp, ma non avete niente da fare. Bene, io mi tuffo subito, oggi lo facciamo un po' strano e vorrei partire dal quotidiano Repubblica, che so anche uno dei vostri preferiti e vi conosco. Trump sfida Putin, titola oggi Repubblica, sanzioni più pesanti alle big del petrolio e annuncia che non vedrà il presidente russo. Zelensky che apre al piano americano, pronti al congelamento del fronte. E questa è una frase, cioè nel senso che potremmo partire da questo punto e non da altri. È interessante. Rutte della NATO in visita alla Casa Bianca, cose assolutamente inutili, però sono frasi, sono parole, certo. Siamo su Repubblica, lite Meloni-Schlein, manovra destra divisa. Siamo appunto su Repubblica e certo, la notizia è che la legge di bilancio è approdata in Senato con la bollinatura della Ragioneria di Stato, quindi CQ va tutto bene. È chiaro che c'è stato qualche ritocco sulla tassa per gli affitti brevi, ma a Lega e Forza Italia non basta questo ritocco, staremo a vedere perché adesso tra Senato e Camera
qualche cosettina si potrà ancora limare. Questi titoli principali del quotidiano Repubblica, che chiaramente a me non bastano neanche a voi, e infatti io vado all'interno dove a pagina 4 c'è Meloni, no ai nostri militari a Kiev, tensione con i leghisti, con noi, sulle armi. Retromarcia di Palazzo Chigi sulla riforma del diritto di veto a Bruxelles, i salviniani frenano le sanzioni a Mosca, ok delle Camere alla risoluzione di maggioranza, opposizioni spaccate. Vado a leggervi l'articolo di Lorenzo De Cicco a pagina 4, pericolosamente a pagina 4 del quotidiano Repubblica. Le bizze con la Lega sul riarmo e le sanzioni a Mosca. Il voltafaccia sul diritto di veto in UE che sconfessa quanto sottoscritto da Antonio Tajani. All'ora di cena la maggioranza di Giorgia Meloni vota compatta anche alla Camera, dopo il Senato, la risoluzione in vista del delicato Consiglio europeo di oggi a Bruxelles, dove la Premier atterra di notte. Ma dietro ai numeri che dal pallottoiere parlamentare, 104 sì a Palazzo Madama, 197 a Montecitorio, affiorano strappi e smarcamenti, in aula viene a galla tutto il malumore del Carroccio per la linea su Kiev, che poi è anche il vostro malumore, cari ascoltatori, tanto che la Premier è costretta a ribattere ruvidamente a un esponente di peso del partito di Matteo Salvini come Claudio Borghi, che ascolteremo poi più tardi. Il fedelissimo del vice premier prima si dice contrario all'ingresso dell'Ucraina in Unione Europea, poi contesta l'utilizzo dei prestiti safe per le armi chiesti dall'esecutivo per quasi 15 miliardi, ma il passaggio che irrita di più Meloni è un altro, quando Borghi sostiene che è difficile spiegare che in finanziaria non ci sono i soldi per gli ospedali e per un missile sì. Proprio mentre il governo valuta l'acquisto dei Patriot americani. Meloni controbatte in modo brusco, non è esattamente così, come lei sa, vista la legge di bilancio, abbiamo aumentato i fondi per la sanità. Non è una sortita solitaria quella di Borghi, a Montecitorio un altro leghista, Stefano Candiani, critica pure le nuove sanzioni contro la Russia, entrambi con il placet di Salvini. Meloni a Candiani non risponde, nel frattempo mette a verbale un clamoroso dietrofront del suo governo sulla riforma del diritto di veto in Unione Europea. Non siamo d'accordo, afferma la Premier, è la posizione storica di ECR e di Viktor Orbán. Peccato però che nel 2023 l'Italia con Tajani abbia aderito al gruppo degli amici del voto a maggioranza qualificata nella politica estera e di sicurezza, insieme a Francia, Germania, Spagna e altri 5 membri. La Premier non spiega la contraddizione in Parlamento, preferisce affrontare i grandi nodi e bla 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 bla. Prosegue, siamo sul quotidiano Repubblica. Vi ho dato un assaggio del clima che si è respirato ieri al Senato e alla Camera, ma clima che respirerete anche quest'oggi ascoltando i nostri collegamenti con il Qui Parlamento. Siamo sempre su Repubblica e non può mancare naturalmente un paginone sull'ultima strage in mare. Non scherziamo, sono morti in tanti. Tunisia, strage in mare, annegano 40 migranti, tra i morti anche neonati. Da Lampedusa alla Libia, almeno 160 vittime in 3 mesi. 23 persone sono annegate in mare lo scorso 17 ottobre, secondo quanto riferito dai sopravvissuti soccorsi della Guardia Costiera, dopo 24 ore dalla prima segnalazione. 2 naufragi nell'arco di poche ore tra il 14 e 15 settembre davanti alle coste della Libia, 111 morti nei 2 tragici eventi, più decine di dispersi, secondo quanto riferito dall'autorità di Tripoli. Il 13 agosto al largo di Lampedusa si capovolge un'imbarcazione causando almeno 27 vittime, ma secondo i testimoni in mare sono rimasti almeno altri 20 dispersi e mai più recuperati. Questa volta un barchino con a bordo circa 70 persone si è ribaltato al largo di Salakta, 30 sono state tratte in salvo. E c'è naturalmente l'intervista alla Linardi di Sea-Watch, i muri non fermano le partenze. Giro la pagina e siamo ancora su Repubblica, perché oggi tutti i quotidiani dedicano almeno un 3/4 di pagina a chi? A Vannacci. Pagina 22 di Repubblica. Vannacci si ribella al diktat. Senti come la mette giù Repubblica. D'altronde
è Puccia, è il giornalista con due orecchini. Oh, l'altro giorno era elegantissimo con la giacca, sembrava dovesse andare a una comunione. Vannacci si ribella al diktat, il mio team potrà candidarsi. E questo è il virgolettato che spunta anche su altri quotidiani. Sì, ci mancherebbe, tutti si possono candidare se ti iscrivi alla Lega, ma non pensare di entrare in qualche posizione particolare. Questo lo dice Sammy Varin, non solo io. Il generale rilancia dopo il consiglio della Lega che pretendeva una frenata sui comitati. Entro fine anno puntiamo ad averne 200. Il feeling con la destra radicale. Matteo Pucciarelli oggi un paginone tutto su Vannacci e i suoi comitati che, ribadisco, potranno tranquillamente andare avanti a fare cultura, ci mancherebbe altro. Addirittura i rappresentanti a Robè, gente con esperienza, gente in gamba, riusciamo a trovarcela, non facciamo figuracce, mi devo fidare di te, eh? Questo lo dice Sammy Varin, ma vorrei che lo diceste anche voi quando incontrate il generale Vannacci nei tanti appuntamenti che farà in giro per l'Italia. Adesso ci sono le elezioni in Campania, in Puglia, Mi raccomando, non facciamo le figure che fa ogni tanto, Fratelli d'Italia, ogni tanto. No, Forza Italia non fa più figure perché gli ex leghisti trombati passano in Forza Italia e quindi no, ci mancherebbe altro. Bene, molliamo il quotidiano Repubblica, disintossichiamoci un po' mentre voi ci scrivete WhatsApp caldissimi al 340 6709 659. Io per controbattere vado sul quotidiano La Verità. Chi sta sabotando? Chi sabota l'incontro Trump-Putin? Tifano contro l'unica iniziativa che può portare alla pace. La nostra stampa gongola per il rinvio del vertice di Budapest, mentre i geni di Bruxelles pretendono di imporre a Mosca di pagare la ricostruzione come se fosse stata sconfitta sul campo. Atteggiamenti autolesionistici pur di non dare ragione al presidente USA. Ma Zelensky fa un passo avanti e qui la frase: congeliamo la guerra sulla linea del fronte attuale. Le brutte notizie, ci sono 2 pagine oggi sulla Verità di notizie paurose che purtroppo non hanno fatto capolino sugli altri quotidiani e neanche nei telegiornali. Immigrato violenta bimba, duri scontri in Irlanda e poi a Modena, Genova, Bologna, Torino, clandestini da paura. Casualmente sono tutte città governate dal centro-sinistra. Dublino messa a ferro e fuoco dai cittadini esasperati per l'ennesimo episodio originato da una convivenza impossibile, quella con gli immigrati. Situazione d'allarme anche nelle città italiane, tra stupri commessi dai regolari, tentato rapimento di una neonata, spaccio e violenze quotidiane. E nel centro sociale a Scatasuna, bada ben, questa è una cosa che non si scrive dalle altre parti, ospiti stranieri fanno scoppiare un'epidemia di tubercolosi, signori. A Scatasuna si è evoluto, è diventato un lazzaretto. E vai, questo ci mancava la collection, veramente. Ok, ci sono gli appestati che escono dal centro a Scatasuna e chiaramente vi contagiano. Sto scherzando, cerchiamo un po'. Lo sapete che è una rassegna stampa diversa, grande come l'Universa. Questa è una cosa irripetibile che dovete schiacciare condividi se mi guardate su Facebook e condividerla a vostri parenti o amici dicendo: ma guarda questo cosa dice, faccio apposta, ma il problema è che non dico castronerie, ogni cosa che dico ha un fondamento, è scritto su qualche quotidiano, fate un po' voi. Alto là di Meloni all'Unione Europea su green e unanimità, titolo in centropagina sulla Verità. In Parlamento critica la transizione forzata, la Meloni, e chiarisce il diritto di veto deve restare. Campo largo unito nell'insulto, gli hanno detto
cheerleader di Trump, cheerleader chiaramente noi non sappiamo che cosa voglia dire, però poi guardiamo su internet, chiediamo all'intelligenza artificiale, ci spiega che sono quelle ragazzine che incitano il tifo, che fanno le maggiorette, quasi sempre in minigonna, sono anche molto carine, no? Tu c'hai una cheerleader cicciona? Vabbè, sì, cicciona nel senso, cioè che ciccio, ciccia, cicciavi, cicciato, che mangia, va bene, mi sto arrampicando sui vetri. Cheerleader di Trump gli hanno detto, che non è cicciona la Meloni, scusa, quindi c'è un errore di stampa, ma si spacca su NATO, armi e militari al fronte, ognuno per la sua strada. Questi i principali titoli del quotidiano La Verità, ma in taglio basso c'è anche: ma che asili nido, senza famiglia non c'è natalità. A sinistra provano a usare la questione contro il governo, ma sono i primi nemici delle culle. All'improvviso sono diventati tutti sfegatati tifosi della natalità. L'Istat, come del resto fa ormai inesorabilmente ogni anno, ha prodotto l'ennesimo dato tombale sui nuovi nati. Nel 2024 ce ne sono stati 10.000 circa in meno dell'anno precedente. L'articolo di Francesco Borgonovo e diciamo che effettivamente asili nido sì, asili nido no. Io ho un esempio lampante quasi davanti a casa mia, ne stanno costruendo uno a Cassano Magnago in provincia di Varese, utilizzando i soldi del PNRR, chiaramente hanno buttato giù felicemente l'unico boschetto che c'era in zona e chiaramente siamo tutti curiosi di sapere quali bambini ospiterà questo asilo nido, oppure dovremmo metterci tutti quanti come conigli nel senso che dovremmo fare questi bambini. Se non li faremo noi cassanesi, questi bambini, l'asilo nido, che è molto bello, sì, guarda, sono contenti quelli che gliel'hanno fatto su proprio davanti alle finestre, che guardava il boschetto, gli hanno fatto un asilo nido della miseria. Facciamo un ricovero per immigrati? No, saranno loro che metteranno i loro bambini nel nostro asilo nido, tanto paghiamo noi. Senti il razzismo di semivarinismo, ragazzi, commentatemi, vi prego, inviate il vostro messaggio al 340 67 09 659, soprattutto voi di Cassano Magnago. Non avrei mai pensato io di andare a vivere a Cassano Magnago, era famoso perché c'era una delle prime radio libere, sì, a Cassano Magnago. Ci sono andato per quello, no, per altri motivi, adesso non vi sto a spiegare. Sì, c'è la pausa, sì. Volevo finire, posso finire un attimo La Verità? Un attimino solo. Perché La Verità, guarda, mi ha tolto anche la base, proprio per dire, te ne devi andare. A pagina 7 della Verità ci sono tutte le balle della Gabanelli, le balle della Gabanelli, le balle della Gabanelli, le balle della Gabanelli sul Green Deal. Campionato, io non ho sentito niente. La giornalista imparziale parla di unanimità su clima, ma non è vero, e riesce a sbagliare pure sul PIL. Signori, interessante, tutte le balle della Gabanelli sul Green Deal. La Verità oggi è molto coraggiosa. Tocchi la Gabanelli e poi non si sa che possa accadere. Ci fermiamo, sì, c'è la pausa musicale dolcissima, elegantissima, come solo lui sa fare. Arriva per voi il guardiano del faro.
Ci voleva un po' di relax con lo stupendo Il Guardiano del Faro, che è tornato con un nuovo album dopo tanti anni, l'ho convinto io a tornare a suonare. Il Venditore di Sogni si chiama l'album, e questo è appunto l'album e la canzone Il Venditore di Sogni. L'incontro con Robert Moog negli anni 70 ha dato una svolta nella vita del Guardiano del Faro, che dal punto di vista artistico si è basata da quel giorno sull'utilizzo di questo Moog, un sintetizzatore musicale inventato da Robert Moog e che gli ha portato molta fortuna, perché poi lo hanno utilizzato anche altri nella musica italiana. Il Guardiano del Faro, ciao, lo salutiamo, ci ascolta, ci ha portato a 4 minuti dopo le 8 del mattino. Buongiorno da Sammy Varin, buongiorno a chi ci accende in questi minuti mentre va in ufficio, buongiorno a chi ci segue fuori moda, fuori tempo, fuori spazio, perché sul sito radiolibertà.net, oltre che sbirciare i nostri articoli, i nostri commenti sull'attualità, oltre che aiutare Radio Libertà attraverso un contributo volontario, ma ci sono anche i podcast di tutte le nostre trasmissioni, e quindi ad esempio questa rassegna stampa la potete riascoltare quando e come volete. La stessa cosa potete farlo cercando Radio Libertà su Facebook o sulla pagina di Lega Salvini Premier. Finalmente il Carroccio suona la campana e comincia a prendere una posizione chiara per stoppare le armi all'Ucraina. Forza Lega, ci scrive Battista, che condensa qui la novità dei discorsi di ieri alla Camera e al Senato, poi li risentirete certamente nei vari contatti con il Qui Parlamento. Intanto giustamente ci rituffiamo nei quotidiani. Vi stavo parlando del quotidiano La Verità, che oggi racconta tutte le balle della Gabanelli sul Green Deal, ma anche un paginone terribile a pagina 14 sulla bruttissima cronaca in Italia e non solo. Ad esempio in Irlanda, rifugiato stupra bimba, Dublino in rivolta. Da 3 giorni la capitale irlandese è attraversata da violente proteste. C'è chi si è presentato a cavallo contro l'ennesimo caso di cronaca che ha per protagonista uno straniero. Ma al solito, quando la piazza è identitaria, la si bolla come razzista. Giorgio Gandola ci scrive che Dublino brucia da 3 giorni, ma è un incendio scomodo da gestire. Da tante redazioni italiane non si vedono i bagliori, non ne parla nessuno. Quando si vedono, vengono scambiati per estemporanei fenomeni temporaleschi. Meglio procedere con l'ennesima intervista a Maurizio Landini. Nel frattempo, violente proteste attorno a un centro che ospita richiedenti asilo, scontri tra polizia e dimostranti, 6 persone arrestate, cresce il sentimento anti-immigrazione, sono i titoli di alcune agenzie, si strizza l'occhio all'intolleranza e niente di più. Così sembra che 2000 pacifici irlandesi istigati da malvagi estremisti di destra abbiano deciso di circondare il City West Hotel nel quartiere periferico di Sagar per pura isteria razzista. Poi leggi il Guardian e capisci. Nei dintorni di quello stabile trasformato in centro d'accoglienza si è consumata una violenza sessuale nei confronti di una bambina di 10 anni. Un richiedente asilo di 26 anni proveniente da lì è stato accusato di stupro per aver aggredito la vittima. L'identikit è sfumato, si tratterebbe di un uomo che al commissario ha chiesto un interprete di romeno. Nel marzo scorso aveva ricevuto un decreto di espulsione mai portato a termine, come spesso capita in Italia. Qua mi fermo, ma c'è un intero paginone dedicato a questi fatti. Se preferite posso scendere un po' più basso. Un po' più in basso c'è l'articolo di Eleonora Paone. Minore gambiano tenta di rapire una neonata da un passeggino. È successo in Liguria. Una giovane donna sequestrata e stuprata da un marocchino, arrestato. Sono 2 episodi diversi, lontani qualche centinaia di chilometri, ma uniti dalla stessa preoccupazione. Un paese che si dimostra ancora fragile di fronte a una violenza che sembra non avere più confini. In Emilia-Romagna e in Liguria, 2 aggressioni, entrambe con protagonisti immigrati, hanno riportato al centro del dibattito il tema della sicurezza, dell'integrazione e di quella sottile linea che separa l'accoglienza
dal caos. Non ne parla nessuno di queste notizie, vi conviene oggi acquistare il quotidiano La Verità se non volete rimanere indietro. Chiaro che quello che sta succedendo in Piemonte ma anche in Emilia Romagna pagina 15, signori, sentite qua: Askatasuna evolve in lazzaretto. C'è un focolaio di tubercolosi, fanno gli spiritosi, quelli del quotidiano La Verità. Askatasuna, il centro sociale famoso, evolve un'evoluzione in lazzaretto. Perché? Perché purtroppo c'è un focolaio di tubercolosi là dentro. Nella scuola Neruda di Torino, occupata da attivisti del centro sociale, sono ormai una decina i casi di infezione alle vie respiratorie. Fratelli d'Italia dice: con la copertura della sinistra creata emergenza per la salute. Gli facciamo un bel vaccino? Sarina Biraghi ne parla. È stato depositato in procura un esposto per epidemia colposa. La soluzione degli abusivi? Prevenzione pagata dai contribuenti. Un po' più in basso, anche se questa comunque è già abbastanza potente, e si parla di Modena. Voi che ci seguite da Modena, so che siete in molti. Modena rossa è preda dei Maranza. Centro storico in balia di risse, rapine, violenze sessuali. La vecchia giunta Dem puntava sulla sicurezza. Il nuovo sindaco giustifica i balordi. Provano rabbia, provano rabbia. Sono ormai lontani, scrive Jessica Guidi sulla Verità, i tempi del sindaco sceriffo Giancarlo Muzzarelli, che sia pure in vendo da buon democratico ogni giorno contro il governo, aveva il pallino fisso della sicurezza. Oggi Modena se la passa davvero male. Un anno e poco più del nuovo sindaco PD Massimo Mezzetti, già assessore regionale alla cultura e alla legalità, e la città di Modena ha scalato la classifica di Welcome to Favelas, la pagina Facebook che pubblica il meglio in materia di degrado e criminalità. Signori, se volete saperne di più, oggi il quotidiano La Verità è potente. Per chiudere in bellezza, ciliegina, anzi insettino sulla torta. A pagina 21 si parla di carne sintetica con insetti. Il fiasco è servito, anticipa La Verità, il settimanale Panorama. Crollati i finanziamenti alle aziende che sfornano cibo veg in laboratorio. L'OMS dice imitazioni con valore nutrizionale dubbio. Anche il Parlamento UE si ravvede, stop alle etichette ambigue come salsicce di soia, colossi usapicco, azioni senza più valore. Paginone quest'oggi sul quotidiano La Verità, a pagina 21. Non male, ragazzi. Vi sto dando buone motivazioni per uscire di casa, fare un bel passeggino e magari acquistare quel quotidiano che mai avevate comprato. Avvenire. Perché non si può comprare Avvenire? Tocca all'Europa, titolo principale di Avvenire. Meloni conferma la linea su Kiev e chiede di cambiare le regole sul Green Deal. Pronti a votare no. In stallo il dialogo tra Trump e Putin che minaccia di nuovo l'utilizzo dell'atomica. La tregua difficile in Ucraina oggi sul tavolo del Consiglio UE, dove ci sarà anche Zelensky, titolo principale. Ma c'è anche la strage al largo della Tunisia, tra i crocevia c'è la Sardegna e quindi si racconta come ad esempio ai margini del territorio comunale di Monastir nel Cagliaritano le palazzine, un tempo scuola di polizia penitenziaria, ora ospitano un centro di accoglienza straordinaria con i richiedenti asilo che provengono da Pakistan, Algeria, Tunisia, Egitto, che hanno percorso rotte migratorie diverse per ritrovarsi insieme. Alegher, immagini come sono contenti loro di stare nell'isola della Sardegna e i vicini di casa. Ma sul quotidiano cattolico c'è anche la notizia sugli affitti brevi, più tasse solo se collegate a piattaforme, ma restano le polemiche. D'altronde, ragazzi, ogni anno con la finanziaria è così, bisogna pur scrivere qualcosa, dire qualcosa. Adesso qualche settimana e ce la togliamo dalle balle. Dove andiamo? Sono chiaro, non faccio giri di parole. Andiamo sul Fatto Quotidiano. Attenzione al Fatto Quotidiano. Dice più o meno la notizia del giorno. Zelensky disperato.
La sua frase, la frase di Zelensky: congelare la guerra sul fronte attuale. Indietro march! Pure l'Unione Europea si allinea, niente più proclami di vittoria. Mosca, lavoriamo per il summit Putin-Trump. Oggi il Consiglio Europeo diviso sugli asset russi, il distinguo di Meloni ed altri. Ma la notizia è appunto questa. Indietro march! Zelensky che dice congelare la guerra sul fronte attuale. Se volete in taglio alto, il Fatto Quotidiano si arrampica sui vetri perché la Cassazione travisata il caso Borsellino, rapporti provati, scrive il Fatto Quotidiano, B e mafia, Berlusconi e mafia, le bugie sul verdetto e lo stop al film per non urtarlo, cioè non l'ammette, ragazzi, il Fatto Quotidiano che Berlusconi è stato decretato non mafioso. Che ci vuoi fare? E scrive: sulla scia di Foglie e Giornale, i media trasformano una sentenza che nega il riciclaggio in una smentita dei rapporti tra l'ex Cavaliere e Cosa Nostra, capito? Cristallizzati dalla stessa corte. E vabbè, ragazzi, d'altronde lo dicevamo anche noi della Lega, Berlusconi mafioso, non né io né altri esponenti, ma un certo Umberto Bossi per qualche tempo ha detto questa frase, poi ha capito di avere sbagliato. Che cavolo! Vado proprio sul quotidiano Il Giornale, certamente, perché per tutta risposta in taglio alto mette proprio la sentenza della Cassazione. Restano zitti i megafoni della bufala mafia Berlusconi. Ecco un elenco parziale di chi ora tace dopo aver amplificato per 30 giorni la narrazione Fininvest edificata con soldi della mafia tramite Dell'Utri. Ne parla Filippo Facci all'interno del quotidiano Il Giornale, con l'intervista proprio a Dell'Utri oggi sul Giornale. Dopo 30 anni ho vinto 3-0. L'editoriale di Alessandro Sallusti si intitola L'autocensura degli indignati. Qualcuno fischietta, altri minimizzano, altri ancora si arrampicano sui vetri. I protagonisti del grande circo mediatico, politico e ovviamente giudiziario, che per 30 anni ha dato la caccia a Silvio Berlusconi, membro o quantomeno simpatizzante di Cosa Nostra, hanno marcato visita di fronte all'idea di pubblicare o commentare la notizia che la Cassazione ha ritenuto fantasiose, quindi prive di alcun fondamento, le ipotesi di un legame tra il Cavaliere e la mafia. Prosegue l'editoriale di Alessandro Sallusti oggi sul quotidiano Il Giornale. Basta querele a Ranucci, ma loro denunciano a tappeto. Da Travaglio a Scarpinato, giornalisti che querelano giornalisti, magistrati e giuristi che difendono il diritto di cronaca, ma sono pronti a fare causa per un articolo sgradito. Se ne parla oggi sul quotidiano Il Giornale, che racconta naturalmente anche dell'intervento in Parlamento ieri della Meloni. Tutte le verità della Meloni. La Premier: non inviamo i soldati a Kiev, poi smonta le bugie della Schlein sull'allarme democrazia, getta ombra sull'Italia. Interessante, ma non per me, l'articolo di Gaetano Quagliariello di Stampa oggi sul Giornale, che parla del nodo flussi e dell'immigrazione, parlando dell'antidoto all'illegalità. Quale sarà mai l'antidoto all'illegalità secondo Gaetano Quagliariello? L'antidoto è il fatto di farne arrivare ancora, perché ne abbiamo tanto bisogno di immigrati. E certo, gli italiani non vogliono più fare i lavori, certi lavori li devono fare gli immigrati, e a quel punto per mettere un'altra ciliegina su questa torta. Quante ciliegie c'ha sta torta? Beh, chiaramente bisogna dargli la cittadinanza italiana presto, ma queste sono fantasie varignane. Vado avanti sul quotidiano Il Giornale, che parla dei falsi di report sulla gestione Covid parati dai giudici. Non sono reato sulle accuse inventate contro Fontana, il presidente della Lombardia. Manca l'elemento dell'illecito. Sono tanti esempietti di ciò che è avvenuto negli scorsi anni e naturalmente potrebbe ancora avvenire.
basta denunce a Ranucci e poi querelano i giornalisti. Gli stessi che vogliono il ritiro delle accuse al programma Rai, si è beccato un fracco di querele perché ha sparato fango contro tutti noi, il povero Ranucci a cui hanno fatto saltare però l'automobile. Gli stessi che vogliono il ritiro dalle accuse al programma Rai chiedono risarcimenti alle testate che si occupano di loro. Allora ci mettiamo una pietra tombale su tutto quanto, facciamo i buoni una volta tanto? No, non finiranno mai le polemiche. E allora giro di nuovo la pagina, signori, a pagina 12 vado a salutare l'eroe, per qualcuno di voi anche un eroe, anche se di voti non ne prende, Stefano Bandecchi. Sì, sindaco di Terni, pronto a governare la Campania. Sono incompreso perché faccio paura. Con me finirebbe il sistema clientelare. Pierfrancesco Borgia, intervista quest'oggi sul quotidiano Il Giornale. L'imprenditore, l'uomo del fare e da 2 anni la guida del comune di Terni con una lista civica. Stefano Bandecchi torna in campo con una sua lista in Campania. Ok? E ne ha per tutti davvero Bandecchi in questa intervista. Volo mentre sono le 8:20 e ci stanno arrivando i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Tra poco ve li leggo. Volo sul quotidiano La Stampa. Titolo principale: Ucraina, rottura Trump-Putin. Washington, lo zar non è stato onesto, ora maxi sanzioni. E la Russia mobilita le forze nucleari. Meloni, noi con Kiev ma niente soldati. Tensioni con Salvini e Schlein. Cisgiordania, la Knesset contro gli USA, sì all'annessione. Di spalla l'ennesimo agguato a una donna. L'agguato e le coltellate, Luciana uccisa sotto casa all'ex. L'intervista ai maschi violenti, insegno a piangere. E ancora tasse e bonus, chi vince chi perde, via la manovra, resta la stangata sugli affitti brevi, le banche potremo pagare di più, ma naturalmente io giro la pagina, vi porto subito all'interno del quotidiano La Stampa e ci sono 2 paginoni riservati alla finanziaria, alla manovra. Oltre che naturalmente la Meloni, il PD infanga l'Italia e viene ben specificato, guarda che scontro con la Lega sulle armi. La Premier riferisce in aula niente soldati a Kiev, Schlein accusa è succube degli Stati Uniti, ma c'è anche la sfida del Carroccio con Claudio Borghi Aquilini, senatore della Lega che ospitiamo molto spesso sulle nostre frequenze. Claudio Borghi ha detto: togliete soldi alla sanità per comprare il missile, e la replica: dite il falso. Lo sentiremo, Claudio Borghi Aquilini proprio questa mattina alle 8:45, quindi tra non molto il suo intervento al Senato. Ha un po' indispettito la Meloni, ma la amiamo ugualmente, assolutamente sì. Oltre a questo, su ciò che è avvenuto ieri in Parlamento, si parla appunto dell'IRPEF, delle pensioni, degli affitti brevi. La manovra rivista e corretta ha avuto l'imbollinatura. Adesso vediamo tra Senato e Camera se ci saranno dei cambiamenti. Ancora polemiche sui bed and breakfast. Giorgetti, l'aumento serve per arginare il problema delle case. Ok di Mattarella a presentare la finanziaria alle Camere, PD e 5 Stelle basta tagli, non c'è visione. Fatto sta che oggi a pagina 12 comunque si riassume quelle che sono le principali che avremo, immagino, da gennaio, se non andiamo in gestione provvisoria. Solo 12 euro alle pensioni minime. 7 miliardi di tagli ai ministeri, e scrivono anche quello di Salvini, anche quello di che cos'è? Salvini è sacro. Casa e famiglie, salgono i parametri ISEE. Fumatori, aumenta il prezzo delle sigarette. Insomma, come lo mette sul quotidiano La Stampa, chiaramente è una roba lacrime e sangue da suicidio. Ancora, salute, nuove assunzioni in sanità, contenziosi, cause, accantonati 2 miliardi.
miliardi. Il dossier di Paolo Russo ci racconta chi vince e chi perde. Si salvano solo le locazioni turistiche senza intermediari, rottamazione il nodo esclusi, beffati i medici pensionati, benzina e gasolio, cambiano le accise sui carburanti e si gioca qui: abbasso la benzina, aumento il gasolio, sala gadula, magica bula, non succede niente. L'acciaieria di Taranto, definanziati i soldi per l'Ilva, e sono tanti riquadroni che servono comunque per farvi capire che qualcosa si sta muovendo e sicuramente su qualche cosa ci guadagnate in questa finanziaria, su qualche cos'altro ci perdete e bisogna capire, avere la fortuna di capire. Uno deve avere anche tempo e voglia di fare sti calcolini. Dunque, se mi tolgono dalla tasca questi soldi, me ne rimettono altri nell'altra tasca, ci perdo o ci guadagno? Banche, a pagina 14 della Stampa, e ancora scontro sul prelievo, per l'ABI il costo aumenta, Meloni maxi utili grazie ai 5 Stelle. E questo naturalmente rinfocola la polemica su ciò che i 5 Stelle ci hanno lasciato in eredità. A proposito di cinema, pagina 15, il governo fa uno sconto perché teme le proteste, il taglio cala di 40 milioni. A rischio 70% delle produzioni, una stangata per lavoratori e indotto. Fatto sta, insomma, che stavamo finanziando dei film assolutamente inutili. E tu dici: Sammy Varin, ma tu che fai musica indipendente, quante volte hai anche dato spazio a registi indipendenti? Sì, ma erano indipendenti davvero e non dipendevano dalla mammella di Roma. È quella la differenza. Quando dipendi da una mammella romana non sei più indipendente. Siamo al paginone su Vannacci, anche Repubblica non lesina assolutamente e dà un bello spazione a Vannacci. No a veti sui miei, ma Molinari lo stoppa. Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, che abbiamo ospitato lunedì, come ogni lunedì, dicendo la frase, sentite frase, bada ben, nessuna quota nelle liste. Cosa vuol dire? Che se Vannacci vuole inserire alcuni suoi personaggi, chiaramente gente con esperienza, gente che si intende di politica, gente, ci ho già parlato prima con Vannacci, adesso non ripeto il mio discorsetto, lo può fare. Questi fanno la tessera della Lega e si possono candidare tranquillamente nella Lega per le prossime elezioni, ma non è che gli mettiamo un listino particolare, una quota particolare, quelle cosettine, per cui, come mi pare sia accaduto nelle ultime elezioni, poi alla fine vengono eletti soltanto quelli di Vannacci e cerchiamo di essere tutti uguali, chiusa la parentesi. Comunque, ragazzi, paginone quest'oggi anche sul quotidiano La Stampa su Vannacci. Quando al federale della Lega, Federico Capurso, martedì scorso Matteo Salvini mi ha imposto uno stop ai vannacciani che si organizzano in team paralleli al partito, tutti sotto la bandiera dell'associazione Mondo al Contrario, il principale imputato, il vice segretario Roberto Vannacci, non c'era. Di quella riunione se ne hanno poi scritto tutti i giornali, ma lui alza le spalle, finge di non vedere l'operazione con cui Salvini gli sta accorciando il guinzaglio. Accorciamo il guinzaglio a Vannacci. Non mi fido di certa stampa, dice Vannacci, e con il leader aggiunge: non ci siamo ancora sentiti, sono impegnato a Strasburgo. Così, con fare un po' naif, il generale va avanti come se niente fosse. Ci sono 170 comitati dei team Vannacci e se qualcuno che nei team si vorrà presentare alle prossime elezioni potrà farlo, aggiungo io, fa la tessera della Lega. Visto poi che molti principi espressi nel mio libro sono sovrapponibili con quelli leghisti, mi auguro che in gran parte si presentino con la Lega. Si devono presentare con la Lega. No, siamo assolutamente in democrazia e comunque abbiamo messo dei puntini sulle i anche con il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo. No a un partito nel partito, quindi finché si fa cultura,
va bene, ci mancherebbe, se qualcuno si vuole candidare va benissimo, tessera della Lega e si candida, no a facilitazioni, ok? Giro ancora la pagina, sono ancora sulla Stampa, altra verità signori, verità, pagina 23, gli schiavi delle sigarette. E tu dici, oh, il solito articolo per farmi smettere di fumare. No, no, no! Decine di operai dell'Est Europa segregati in capannoni, tutti a fumare, no? Per lavorare il tabacco! Il blitz anticontrabbando nel torinese, gli 8 arrestati accusati anche di tratta. Caterina Stamini, signori, va le foto, oh! Tutti quanti a preparare sigarette per lavorare il tabacco, le fabbriche fantasma, svelato un vero e proprio distretto illegale, fabbriche, magazzini, un giro da 175 milioni, i lavoratori dormivano e mangiavano tra i macchinari, le finestre erano oscurate, ragazzi, e voi fumate, tanto ve le aumentiamo, ma fumerete lo stesso ancora, eh? Ma ci sono ancora, vi faccio una domanda scema. Esistono ancora le sigarette di contrabbando? Perché tutti questi sequestri, hai visto c'era una gigantesca fabbrica di sigarette di contrabbando, ma dov'è che le vendono? Non che io fumi, no, assolutamente, non ho mai fumato, però sono curioso, quando ero piccolo, io vivevo a Monza, a Milano, eccetera, e c'erano quelli all'uscita della metropolitana che vendevano le sigarette di contrabbando, adesso sono spariti tutti quanti, c'è quello che ti vende hashish, droga, vuoi comprare marijuana, buone cose, droga, ma le sigarette di contrabbando qui al nord, con la T, non ci sono più. Ci sono a sud, forse qualcuno che ci segue dal sud, dal centro, mi sapete dire qualcosa? Ho un po' di nostalgia del venditore, quanto sei pirla, del venditore di sigarette di contrabbando. Sì, me ne vado, c'è la pausa, me ne vado, c'è l'intervista a pagina 24 con Silvio Garattini. Dagli USA una deriva antiscientifica, buttiamo fuori i politici dalla sanità, ragazzi. Silvio Garattini non muore mai, c'ha 97 anni, bello tosto, con lui abbiamo fatto anche varie battaglie sul fronte animalista, lui è quello per gli esperimenti sugli animali, ma non solo. Il farmacologo dice il Covid non ha insegnato nulla, di fronte a una nuova epidemia saremmo di nuovo impreparati. Ragazzi, tutta da leggere l'intervista di Valentina Arcovio oggi a pagina 24 della Stampa a Silvio Garattini. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Un ciclone di origine atlantica provoca un diffuso peggioramento del tempo, specie al nord-ovest e in Toscana. Nelle prossime ore maltempo diffuso su gran parte del settentrione, con piogge via via più forti in estensione anche alla Toscana e all'Umbria, instabile inoltre su tutte le regioni tirreniche. In giornata ancora maltempo verso il nord-est, su gran parte della fascia tirrenica del paese, con tante piogge. Meglio altrove. Venti forti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto agli ascoltatori da Alberto Acerbis, ciao a tutti, ben ritrovati allora. Andate, se volete, visitare il nostro sito olioacerbis.com, perché noi siamo in raccolta della bava di lumache in questi giorni
e prepariamo tutto quello che riguarda il mondo elicoidale della chiocciola. Quindi è disponibile lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free per la tosse grassa e la tosse secca, è disponibile gastro free per chi soffre di reflusso gastroesofageo, è disponibile tutta la linea cosmetica per l'inverno alla bava di lumaca, la conoscete benissimo, la Rimas, una crema straordinaria chiaramente certificata da BioCert Italia, un prodotto biologico. Quindi il mio consiglio stamattina è questo: se avete tempo, se volete, olioacerbis.com, andate a vedere la sezione della cosmesi oppure dell'integrazione, ritrovate un mondo straordinario. Se devo, se posso, se mi va, se volete ascoltarmi, vi voglio bene lo stesso, andate e leggete bene per quanto concerne lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free. Guardate, questo è un prodotto che noi produciamo e consigliamo da 22 anni. Chi ci segue da tanto tempo lo sa, forse anche di più. Quindi olioacerbis.com, sezione, se volete l'olio lo ordinate, se volete però i prodotti alla bava di lumaca, compreso gastro free per chi soffre di gastrite, chi soffre di reflusso gastroesofageo, e in modo particolare dovete focalizzarvi secondo me su bronco free. Leggete e poi potete ordinare anche da lì. olioacerbis.com. Scrivete come ci è conosciuto Radio Libertà, perché io vi faccio un bellissimo regalo, perché lo meritate. Grazie, buona mattina, in alto i cuori, avanti tutta, Maimula Tenardur, ci vediamo alla prossima. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Mamma, non son più quel capriccioso ragazzino che sgridavi sempre per il suo fare birichino. Oh mamma, mi ci vuole la fidanzata. Oh mamma, mi ci vuole la fidanzata. Io vorrei quella cosa tanto cara, deliziosa, che fa il cuore sospiroso, che fa il cuore palpitare. È una cosa, e sai che cosa, che di notte misteriosa fa il mio cuore sospiroso, fa il mio cuore trepidare di passione. Mamma, non so più quel capriccioso ragazzino che sgridavi sempre per il suo fare birichino. Ora son cresciuto, sento un fremito nel cuore che, mamma, è il segnale dell'amore. È una nuova fiamma, un delizioso sentimento che mi brucia il cuore col suo languido tormento. È una dolce fiamma che a morire è destinata. Se, oh mamma, non avrò la fidanzata, facce dai capelli d'oro, io non posso più sognare. Sogno tremuli bacin d'amore. Mamma, voglio anche una pupetta per baciare, che non faccia come quelle in sogno sospirare, che mi stringa forte sul suo cuore innamorata. Sì, mamma, mi ci vuole la fidanzata. Io fui birichino, son cresciuto. Mamma, il segnale dell'amore, nuova fiamma, dolce sentimento, che tormento. Mamma, mi ci vuole la fidanzata, facce dai capelli d'oro, no, non posso più sognare, sogno tremuli bacin d'amore. Mamma, voglio anche una pupetta per baciare, che non faccia come quelle in sogno sospirare, che mi stringa forte sul suo cuore innamorata. Sì, mamma, mi ci vuole la fidanzata. Mamma, mi ci vuole la fidanzata. Mamma, mi ci vuole la fidanzata. E la canzone del nostro regista Simone, sarà ora Simone, proviamoci a cercare la fidanzata bella, bei tempi. Mamma, voglio anch'io la fidanzata, di Fidanza Jazz e Combo nel 1942, quando la cantò Nella Colombo.
beh, che cavolo ragazzi, erano storie veramente, c'era la versione "mamma mi ci vuole il fidanzato", ma poi fu campionata nel 1998 dagli Articolo 31, ve la ricordate? Adesso l'han rifatta anche Fidanza Jazz Combo. Andateli a vedere dal vivo, questi rendono davvero. Buon mattino da Sammy Varino, Radio Libertà. Buongiorno a voi che avete scelto la nostra controinformazione, una rassegna stampa dove cerchiamo anche di strapparvi un sorriso senza insistere, leggendo articoli infiniti e incomprensibili. Decidete voi poi se approfondire oppure no, ma il tutto è corredato dai messaggi che ci arrivano tramite WhatsApp al 340 6709 659, tipo questo: la diversità tra noi mentecatti italioti e gli altri popoli è che noi scendiamo in piazza per inneggiare a terroristi e assassini, gli altri per dire basta ad accoglienze di gentaglia che delinque. Italiani, popolo di idioti e pecoroni, a partire da chi sta comodamente seduto a Roma e Bruxelles, ci scrive Gino, e noi naturalmente non possiamo che leggere il tuo messaggino e poi ognuno si fa l'idea che vuole. Buongiorno Sammy, non è che in Veneto corriamo come Lega Salvini Premier? Sì, questo continua a farmi oggigiorno la stessa domanda. Carino, bisogna svegliarsi, c'è Stefani, candidato Lega, Stefani presidente, devo fare come all'asilo perché c'è gente che non capisce. Bravissimo Varin, potete dare più spazio alla Lega? Gli altri partiti ne hanno già abbastanza, ombretta. Hai capito bene. Chi ti parla è una tessera RIA del 1987 e eravamo terroristi ai tempi, quasi equiparati, è vero. Vista la situazione generale, immagino che aumenteranno le ronde cittadine, anche se non viene mai non si parla mai di quelle che già ci sono da TV e giornali, per evitare emulazione. E Jenny, soprattutto perché quando le abbiamo fatte noi ci sono saltati addosso, adesso le fanno persino i comunisti, perché cominciano a guardarsi intorno e dire: oh, che cazzo facciamo qua? Picchiano, violentano, derubano. E vai! Ero rimasto a Silvio Garattini a pagina 24 della Stampa, c'è l'intervista a lui, ma volevo scendere un po' più in basso perché cosettina carina carina, per voi Novax e pane quotidiano, ad Imperia hanno inventato una lotteria per chi si vaccina. Sierre, giochiamo alla lotteria! Al via la campagna Vinci 2 volte! Ma nella ASL Ligure il concorso divide, si commercializza una scelta responsabile. Articolo di Mattia Mangrabiti. Una lotteria a premi per favorire la campagna vaccinale anti-Covid. Dite la verità che ve l'hanno già chiesto se volete fare il vaccino. Tu hai la faccia di uno che farebbe il vaccino antinfluenzale, no, facciamo insieme anche quello per il Covid. Mi raccomando, soggetti fragili, meglio farlo il vaccino, ve lo dice Sammy Varino, che chiudi che sta arrivando il dottore. Chiudi sta arrivando il dottore, ma mi vuole fare la puntura. No, niente, diciamo che quando noi stiamo scherzando, chiaramente sdrammatizziamo, ma quando hai avuto problematiche dopo un vaccino, tipo un cancro, problemi al cuore, non sto mica parlando di me, chiaramente niente di personale, ti viene qualche dubbio se farne un altro, ecco, però magari poi lo farò, chi lo sa. Fatto sta, l'ultima iniziativa promossa dall'ASL 1 di Imperia, riservata ai dipendenti, che fortunati, sta facendo molto discutere. La comunicazione al personale è arrivata negli scorsi giorni tramite l'intranet aziendale. Quest'anno ASL1 ha deciso di promuovere la vaccinazione tra i propri dipendenti con una nuova iniziativa. Mi vaccino e vinco! La lotteria che premia chi sceglie di proteggere se stesso e gli altri. L'azienda ha fornito già i primi dettagli. Al momento della vaccinazione riceverai il tuo biglietto della lotteria per partecipare all'estrazione dei premi offerti dalle realtà del territorio. L'estrazione finale si terrà a dicembre al termine della campagna vaccinale, se sarete ancora vivi. E ancora, proteggiti, partecipa, vinci 2 volte. Mi fermo. Chiaramente questo è il Sammy Varin che vi fa ridere, però è un'iniziativa carina, originale, che magari insomma qualcosa tira su. Poi ribadisco e disco riba, soggetti fragili davvero,
ci devono fare un pensierino. Cosa ne pensate a proposito? Inviatemi un WhatsAppino. Dai, fatemi sentire che ci siete, che non avete girato su Radio Popolare, che non siete comunisti. 3406709 659 per chi mi sta seguendo in diretta, ma anche voi che ascoltate i vari podcast. Ragazzi, fatevi sentire, schiacciate condividi e fatemi vedere anche da altri amici e parenti. Sono su Libero. Taglio alto, non l'avevo visto questo qua, guarda qua. Il documento della CEI fa scoppiare la polemica. I vescovi, sosteniamo i gay pride, fedeli in rivolta. Il taglio alto di Libero di quest'oggi. Silenzio. Mi sente Zan, è un casino. Scontro col premier in Parlamento, attenzione al titolone, la sinistra s'ammoscia. Finisce male l'assalto dell'opposizione in aula, Conte strilla sulle armi, ma così ricorda a tutti che lui le spese le ha alzate e Schlein si ritrova a difendersi per le uscite sul rischio dittatura. In centropagina su Libero, scioperi selvaggi per la Palestina, il procedimento contro CGIL e i soci dà ragione a Salvini. Daniele Capezzone invece commenta la settimana nerissima di Landini. È un po' sparito dalla circolazione. Adesso arriva quell'altra di AWS che gli vuole soffiare il posto, secondo me. Sempre giù, persino la Will molla Landini. E ancora sul Libero, Siorri, chissà come trema Netanyahu. Flotilla a Roma si indaga per rapimento. Cosa non gli hanno fatto a questi della flotilla, veramente? I PM della capitale aprono un'inchiesta, i Propale esultano, in Spagna è già stato tutto archiviato. Questo ed altro sul quotidiano Libero, che io entro dentro subito perché sono tanto curioso. Prima di tutto la frasettina della cheerleader, lo scontro ieri a Palazzo Madama, le 5 Stelle, i 5 Stelle e la 5 Stelle, Maiorino che dice la premier è una cheerleader, ok? Che sono quelle maggiorette che alzano la gambetta, che incitano a fare casino. Sono un cheerleader anch'io. Dalla cortigiana, quanto sei pirla, sei vivariglia. Dalla cortigiana di Maurizio Landini alla cheerleader di Alessandra Maiorino, bufera al Senato per le parole che la vice capogruppo del 5 Stelle ha rivolto alla premier Giorgia Meloni durante il dibattito sull'informativa del governo in vista del Consiglio UE che si apre oggi. Maiorino, cambiando termine, ha usato il capo del governo, ha accusato, il capo del governo di essere eccessivamente accondiscendente nei confronti del presidente degli Stati Uniti, quindi non l'ha mica chiamata cortigiana. L'importante era secondare il re. Anche oggi abbiamo dovuto vederla nelle vesti di cheerleader. Spero che cheerleader si possa dire che nessuno insorga del presidente di un altro paese. È tutto da leggere e da ridere l'articolo quest'oggi sul quotidiano Libero, perché bisogna anche un po' ridere nella vita, ragazzi. Va bene arrabbiarsi, ma con un sorriso, con tanta pazienza, senza odiare nessuno. Paginone a pagina 5 di Libero, dopo la retromarcia di Ursula che vi ho raccontato nelle scorse mattine, Giorgia silura la legge sul Green Deal europeo. L'avvertimento della premier: non sosterremo politiche folli che affossano la nostra economia. Poi chiede meno regole, ma chiare. Ancora, non appoggeremo la mozione per togliere l'unanimità sui voti, non è nei nostri interessi farlo. Paginone anche sul Green Deal, a pagina 5 di Libero, ma eccoci qua, i vescovi sui gay pride, Andrea Morigi a pagina 8, sosteniamoli pregando. Ecco il cammino sinodale della CEI che fa un pochino discutere. Li sosteniamo pregando il gay del gay pride. Sollevazione dei fedeli sui social contro la deriva gender della Chiesa italiana. Non firmate il documento, il Papa chiede di difendere la natura
la famiglia naturale. Unirsi in preghiera ai Gay Pride è l'ultima frontiera superata dai vescovi italiani. Le chiamano buone prassi pastorali nel documento conclusivo della terza assemblea sinodale delle Chiese in Italia, tanto da porsi l'obiettivo di avviare nuovi percorsi di formazione alle relazioni e alla corporeità, affettività, sessualità, anche tenendo conto dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, soprattutto di preadolescenti, adolescenti e giovani e dei loro educatori. È un invito alle chiese locali affinché, superando l'atteggiamento discriminatorio a volte diffuso negli ambienti ecclesiali e nella società, si impegnano a promuovere il riconoscimento e l'accompagnamento delle persone omoaffettive e transgender, così come dei loro genitori che già appartengono alla comunità cristiana. Qua mi fermo, ragazzi, non ce la faccio davvero, però è la pagina non vi dico neanche la pagina, così non lo trovate. Dai, pagina 8 del quotidiano Libero. E non scherziamo su questi argomenti, perché ci sono cose più serie. Ad esempio, la flotilla, signori. La procura di Roma indaga per rapimento e adesso, ragazzi, gli israeliani faranno una brutta fine. Su denuncia della ciurma italiana, ricordiamo che il Tribunale di Madrid ha già archiviato l'esposto che hanno fatto gli attivisti spagnoli contro Israele e oggi parte l'inchiesta in Italia. Ma il furto della crema solare della Scuderi non c'entra. Mi pare che a Scotto gli hanno rubato un pacchetto di sigarette e non si sa poi cosa abbiano fatto ad altre. Non so, non si sa. Vado avanti e è illegittimo lo sciopero Propal. Il garante dà ragione a Salvini. Strade bloccate, assalti alla polizia, ricorderete, la commissione ha aperto un procedimento contro USB e CGIL per le agitazioni senza preavviso. Il vice premier Salvini si dice soddisfatto, i sindacati attaccano operazione di repressione contro di noi. Chiaro che voglio anche un vostro pensierino del giorno. Chiamate, anzi scrivete al 340 67 09 659 perché tra poco leggerò i vostri whatsappini. Tra poco sentiremo anche una nuova rappresentante della Lega Giovani in Abruzzo. Subito dopo le 9 arriva Giada Di Muzio, nuova coordinatrice regionale Lega Giovani Abruzzo. Intanto però ho tempo per il Corriere della Sera. Parte la manovra, così cambia la tassa sugli affitti brevi. Trump contro Putin, sanzioni più dure, scintille Meloni-Schlein. Una luce di speranza su Kiev, l'editoriale di Paolo Mieli che ci dà ancora una volta speranza. Muore accoltellata dall'ex, la controllava da un mese, fa impressione sta cosa, lo si vedeva lì appostato da un mese, qualche problemino ce l'aveva e nessuno ha detto niente, si sono fatti ognuno i fatti propri. La 62enne colpita al volto, l'uomo in manette, lei è morta. Solo un riquadretto sui neonati annegati nel naufragio di migranti, Tunisia, le vittime sono 40, più spazio invece per le misure. Così cambia la tassa sugli affitti brevi, ma anche il fisco, la rottamazione in 9 anni, il lavoro, le assunzioni per la sanità, la famiglia, separati il fondo per i senza casa, le imprese, investimenti, gli incentivi. E anche qua, vi dicevo, all'interno si parla di tutto riguardanti appunto la manovra, l'aliquota ridotta alla quinta rottamazione, benzina e sigarette salgono le accise, residenti stranieri 100.000 euro in più, la detassazione degli straordinari, sanità e carceri, le assunzioni, militari e polizia, pensione più tardi e ancora congedi dei genitori fino ai 14 anni del figlio, separati e divorziati, sostegno ai senza casa, superammortamento, 4 miliardi in campo, rinvio della plastic tax stretta sui dividendi. Ci potremmo fare davvero una canzone. Non è finita, signori, oggi piatto ricco, micifico, arriva Vannacci a pagina 14. Io vado avanti con i miei team presto a quota 200. Vannacci, male in Toscana?
non ero in lista. L'intervista di Claudio Bozza, oggi sul quotidiano Il Corriere a pagina 14, la tengo qua in caldo e molto molto presto, se non cambiate frequenza nel frattempo, ve la leggerò. Intanto però, signori, un must, un classico, un qualcosa che non può mancare nel vostro repertorio, l'intervento di ieri al Senato per Claudio Borghi Aquilini. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda gli scenari di guerra la faccio semplice, perché secondo me in questi casi è opportuno seguire le intenzioni. Il Presidente Trump ha dimostrato di averle le intenzioni di perseguire la pace e quindi penso che vada appoggiato negli sforzi che sta tentando di fare, mentre invece tanti suoi predecessori che si riempivano la bocca di pacifismo in realtà erano quelli probabilmente che per primi fomentavano le guerre, magari seguendo gli interessi di qualcuno. Invece in questo caso abbiamo quanto è stato sotto i nostri occhi in Palestina, è stata una prova provata sul campo che le intenzioni sono buone. Quindi direi di seguire in tutti gli scenari di guerra gli sforzi di Trump, perché oggettivamente è l'unico che può portare in questo momento a una soluzione a dei problemi che sono gravissimi. Faccio attenzione però quando, e qui mi rivolgo anche ai miei colleghi, a non seguire dei facili slogan, perché io quando sento, beh certo la pace e l'Ucraina in Unione Europea, bisogna fare attenzione, perché queste sono le cose che suonano bene, come il mondo senza confini, il mondo senza limiti, no? E quindi che va bene per tutti, ma ricordo che non è sostenibile in questo momento, con le regole attuali, un ingresso dell'Ucraina in Unione Europea. Non è sostenibile in nessun modo, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista economico e anche dal punto di vista sociale. Quindi direi occhio con questi slogan, perché tante volte con gli slogan si sono prese decisioni di cuore e poi le decisioni di cuore si scontrano con la realtà dei fatti. Però in compenso ha detto cose, signora Presidente, ha detto delle cose molto importanti e io le accolgo in pieno. Prima cosa, che la difesa è una sovranità delle singole nazioni. Questo è fondamentale ribadirlo, perché c'è qualcuno in Unione Europea che, sapendolo benissimo, non vede l'ora di strapparla questa sovranità agli Stati. Perché ogni volta che si sente parlare di esercito comune europeo, di spese comuni europee e cose di questo tipo, è qualcuno che sa perfettamente questa nozione, che la difesa è caratteristica fondamentale della sovranità di una nazione. E quindi fa gola a molti. L'altra cosa che mi piace molto, che ho sentito, e che secondo me è una novità, che non so se sia stata colta appieno, è il desiderio di recuperare tutte le regole e riprenderle in mano e ridiscuterle uno a uno, perché se si fa la scelta che questo governo ha fatto, che è quella di seguire le regole, anche se sono sbagliate, perché arrivare al 3% di deficit si prendono dei gran complimenti, ma vi posso assicurare che la nostra economia in questo momento avrebbe consentito un investimento maggiore, perché siamo messi bene per la prima volta da secoli e quindi avrebbe consentito un investimento maggiore. Andiamo col freno a mano tirato perché le regole sono sbagliate. Noi abbiamo deciso di seguirle, ma se si decide di seguire le regole, a questo punto devono essere vagliate una a una, perché sennò altrimenti seguire delle regole sbagliate non è mai sinonimo di intelligenza. E il fatto di avere una rinnovata autorevolezza europea ci consentirà sperabilmente di farlo, ma teniamo sempre presente che se ci dicono di no, da qualche parte bisognerà arrivare al dunque, perché le regole sbagliate non possono essere ciecamente seguite semplicemente perché a qualcuno fanno più comodo di noi. E a tal proposito, quando sarà seduta di fianco, signor Presidente, al suo collega Macron o alle Cornu, non so chi mandano, direi cortesemente di ricordare che c'è un non detto, che mentre noi facciamo i nostri compiti, li facciamo benissimo, c'è uno Stato di fianco che è nostro concorrente, che
facendo il deficit doppio rispetto a quello che facciamo noi, aiuta quindi in modo sleale le sue imprese che fanno concorrenza alle nostre. Perché il fatto che, tanto per dirne una, che l'energia in Francia sia sussidiata dallo Stato, mentre le nostre aziende devono costantemente avere a che fare con delle bollette più alte rispetto a quelle dei nostri vicini, forse non è una cosa che va bene dal punto di vista delle regole. Quindi glielo ricordi al suo collega Macron che le regole devono essere valide per tutti finché ci sono, perché sennò altrimenti, se possibile, proprio un minutino che chiudo. Sì, vada verso la conclusione. Grazie, perché se no altrimenti capite bene che le cose non funzionano. Quindi riprendere in mano tutte le regole a partire dal patto di stabilità. Ultima annotazione, se posso, le spese militari. Vede che non è comprensibile da parte dei cittadini che queste regole ci dicono che non ci sono i soldi per tante cose, ma per le armi sì. Una delle cose deve essere chiara: le spese militari, a cominciare dalla sicurezza interna possibilmente, perché è una cosa che i cittadini hanno bisogno e che comprendono, altrimenti è difficile spiegarglielo, ecco, che per l'ospedale non ci sono i soldi nella finanziaria, mentre invece per un missile sì. Chiudo con un'ultimissima annotazione, scusate. I fondi SAFE, quelli per il riarmo. Noi abbiamo appena visto una prova incredibile da parte dei nostri risparmiatori, cioè i BTP valore sono stati sottoscritti per 10 miliardi in 2 giorni. Noi non abbiamo bisogno. La prego di andare verso la conclusione, però non altri argomenti. Sto chiudendo, ha ragione. Non abbiamo bisogno di indebitarci all'Europa perché riusciamo a fare, grazie alla sua incisività e al vantaggio di avere un governo stabile, possiamo fare da soli. Per cui pensiamoci 1000 volte, non una. Grazie Presidente. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Oh Signore, ti prego rispondimi quando domani ti chiamerò. Ho bisogno di parlarti di qualcosa, non lo so. La mia vita sta andando a rotoli e non so che cosa fare. Wow, wow. Oh Signore, mandami un messaggio che mi dice che va tutto bene. Non ho capito chi sono, tanto meno il tuo piano per me. E ora sta piovendo dentro, perché il sole se n'è andato già. Wow, wow. Sento la tempesta entrare, ma perché? A volte io mi chiedo se tu sei con me. Figlio mio, ora guardati allo specchio, guarda dove sei arrivato. Ti ricordi il percorso che abbiamo fatto io e te? Sempre mano nella mano, adesso noi vogliamo vivere per l'eternità. Dimmi sì ed illuminerò quel buio che hai nel cuore, che hai nel cuore. Adesso solo io e te. Oh Signore, adesso mi hai parlato, sento la tua mano su di me che mi spinge ad andare avanti su una strada che non capirò. Ed ora che ti ho visto qui, io ti prego non mi abbandonare. Oh, oh, oh. Sento la tempesta entrare, ma perché? A volte
io mi chiedo se tu sei con me. Figlio mio, ora guardati allo specchio, guarda dove sei arrivato, ti ricordi il percorso che abbiamo fatto io e te, sempre mano nella mano, adesso noi vogliamo vivere per l'eternità, dimmi sì ed illuminerò quel buio che hai nel cuore, che hai nel cuore. Adesso solo io e te. Si chiamano God on the Road. Gesù Dio si trova anche per strada. Gabriele Nardoni è sassofonista, pianista, ma anche tra gli organizzatori di questo progetto musicale cristiano, questa è Christian Music, con l'intento di portare la speranza tra la gente, testimoniando la propria fede in un Dio creatore attraverso la musica. God on the Road, così dovete scrivere su YouTube e scoprite l'album di questo nuovo gruppo che stiamo seguendo e che seguiremo nelle prossime settimane. Ogni settimana parte, ogni giovedì parte alle 9 del mattino un pezzo di Christian Music e questo si intitolava Io e te, dedicato a te, caro ascoltatore, che mi hai tradito la fede cristiana con un kebabbaro, vergognati, ti senti in colpa, ti sento dall'alito che hai mangiato kebab ieri sera, vergognati. Si scherza naturalmente, però è bello anche fare queste esperienze parlando di Gesù, di Dio e di fede, e come ha fatto, e adesso troviamo anche qualche clip per fortuna su Instagram, un certo Kirk in America. 5 minuti dopo le 9 del mattino, buongiorno da Sammy Varin e buongiorno a Giada Di Muzio. Ciao Giada! Buongiorno a tutti. Ecco, vedi, ti abbiamo già dato un assaggio di quella che è Radio Libertà, una radio ben diversa dalle altre emittenti. Vedi, ti sei slurpata la Christian Music del giovedì alle ore 9. Secondo te che idea è questa di trasmettere anche musica cristiana? È un'idea balzana? No, tu non mi dire subito il regista Simone dice che cavolo di domanda gli fai? È un'idea, scusa, voglio sapere cosa ne pensa. Posso fare una domanda? No, perché qua abbiamo dei registi pignolettini, no? Ti dovrei fare le solite domande: cosa sei diventata, una nuova coordinatrice regionale della Lega Giovani, e dopo gliela faccio. Secondo Giada Di Muzio, è una bella idea ogni tanto parlare di fede in una radio come la nostra, che incita sempre a pensare, a parlare, a volte anche a litigare, che mangia pane e politica, e mangiamo anche bene, siamo abbastanza messi bene. Giada, che idea mai è trasmettere Christian Music? Ma è sicuramente un'idea innovativa che non tutti quanti mettono in pratica, e secondo me al giorno d'oggi è importante parlare anche di questo tema, perché è importante ricordare anche le nostre radici, quindi è sicuramente un'iniziativa interessante. Oh, meno male, mi sento meglio, visto che era stata mia l'idea. Adesso possiamo andare un po' più seri. Allora, la Giada Di Muzio è nuova coordinatrice regionale della Lega Giovani Abruzzo, classe 2000, arrivi dalla provincia di Pescara, molto attiva nel sociale, sei stata eletta anche nella prima commissione pari opportunità del comune di Spoltore, dove abiti. Giada, chiaramente siamo curiosi. Come mai hai deciso di mangiare anche tu pane e politica, nel senso che hai deciso di occuparti della gente, dei cittadini, per migliorare la vita di chi vive nella tua zona e anche per confrontarsi con tanti problemi, perché un conto è viverli i problemi, un altro conto è cercare di risolverli. Giada Di Muzio.
Allora, io ho scelto di avvicinarmi alla politica perché, appunto, come hai detto anche tu, mettersi a disposizione dei cittadini non è mai una cosa scontata e soprattutto essere in grado di ascoltare le loro esigenze e farsene carico per provare ad aiutarli è fondamentale, soprattutto in un periodo nel quale la politica è vista come un qualcosa purtroppo di lontano, se possiamo così dire. E in particolar modo ho scelto di avvicinarmi alla Lega perché ho sempre apprezzato la disponibilità degli amministratori, soprattutto sul mio territorio, e ho sempre apprezzato il modo di fare politica della Lega, che è un modo di fare politica non scontato, perché la Lega è sempre stata presente tra la gente, per la gente, e non è banale, perché ci troviamo troppo spesso in presenza anche di politici che sembrano dimenticarsi ad un certo punto del loro percorso da chi sono stati eletti. Sì. Ho incontrato i ragazzi della Lega Giovani in maniera del tutto casuale nell'estate del 2021, quando era in corso un tour a livello nazionale appunto della Lega Giovani, e mi sono imbattuta nel loro gazebo. Io in realtà da sempre sono stata interessata alla politica, ma fino a quel momento non avevo mai pensato di partecipare attivamente alla vita di partito, nonostante il mio interesse fosse focalizzato proprio sulla Lega. E invece, conoscendo loro, sono stati sicuramente molto bravi a coinvolgermi, e ciò che mi è piaciuto è stato anche il fatto che la Lega è un partito che coinvolge concretamente i giovani. Basti vedere infatti l'ultimo esempio in Veneto della candidatura di Alberto Stefani, che è un ragazzo estremamente competente, che è stato appunto candidato per la presidenza della Regione Veneto. E quindi è stato un po' questo, tutto l'iter che ha reso possibile il mio avvicinamento alla Lega, e poi da lì è iniziato il mio impegno in primis sul territorio spoltorese, come hai detto tu, il territorio nel quale abito, nel quale tra l'altro ho affrontato una prima candidatura nel 2022 quando avevo 22 anni, e poi da lì è come se mi si fosse aperto un mondo, perché poi quando le persone rispondono bene, le persone apprezzano il lavoro che viene svolto, è sempre un piacere farlo. È vero, metterci la faccia e cercare di rispondere ai problemi dei cittadini, anche semplicemente comunque rispondendo, lo dico sempre ai politici, quelli di 20 anni e quelli di 70 anni. La cosa peggiore che si possa fare a un cittadino, che ti voti o che non ti voti, è proprio non rispondere. Quindi quando ricevete una mail, quando qualcuno vi viene a chiedere qualche cosa, cerchiamo sempre di dare una risposta, cerchiamo di dare importanza, perché sono effettivamente importanti le proteste dei cittadini. Poi, chiaro, la famosa bacchetta magica non ce l'ha nessuno, ma iniziare un percorso per dare risposte a chi ha bisogno di risposte è basilare. Poi magari quella persona non ti voterà neanche, ma avrà da te una risposta. E oggigiorno sembra incredibile, ragazzi, nell'era della comunicabilità massima non c'è più comunicabilità. A meno che, signori, non decidi di diventare nuova coordinatrice regionale della Lega Giovani in Abruzzo. Perché, signori? Perché c'è anche una polemica su questo. Giada Di Muzio ha ricevuto la solidarietà di tantissimi esponenti politici della Lega, e spero non soltanto della Lega, perché da quando sei stata eletta è cominciato uno stillicidio di offese sul web alla tua persona. Cosa diavolo è successo, Giada? Sì, hai detto bene. Allora, parto con il dire che la solidarietà è arrivata non solo dal mio partito, questo ci tengo a specificarlo, ma è arrivata in generale un po' da tutti quanti. Certo è, che da alcuni soggetti, definiamoli così, sui social, l'accoglienza non è stata sicuramente delle migliori, perché ho ricevuto attacchi riferiti alla mia persona,
attacchi che sono secondo me infondati, perché al giorno d'oggi è inaccettabile che una persona venga attaccata, venga giudicata semplicemente perché sceglie di esporsi con un partito che può essere un partito non simpatico a tutti, perché essere della Lega, esserlo in Abruzzo non è sicuramente una battaglia semplice, ma credo che quando soprattutto un giovane decide di mettersi in gioco, a prescindere da quale sia il colore politico, a prescindere da quale sia l'orientamento politico, debba essere incentivato, debba essere incoraggiato, perché ricordiamoci che i giovani di oggi sono la classe politica del domani e esisterà sempre, e direi grazie al cielo, una contrapposizione tra destra e sinistra. Però al giorno d'oggi i giovani purtroppo faticano ad esporsi politicamente, un po' perché è sceso l'interesse, questo lo dice anche il dato preoccupante sull'astensionismo al momento del voto, soprattutto della classe giovanile, ma anche perché hanno paura di incorrere proprio in quello che è toccato a me, cioè una sorta di gogna mediatica, semplicemente perché ho scelto di dire senza paura, mettendoci la faccia, io sono della Lega, decido di lavorare con la Lega e per la Lega, seguendo quindi quelli che sono determinati ideali dei quali io vado estremamente fiera ed orgogliosa. Quindi se da una parte ciò che è toccato a me è stato estremamente spiacevole, dall'altra spero che i ragazzi vedano quello che mi è successo, capiscano che non devono avere paura di ciò che li aspetta, perché tanto questo purtroppo al mondo d'oggi succederà, perché sappiamo che ci sono leoni da tastiera che si divertono a scrivere, molte volte si divertono a scrivere anche non mettendoci la faccia, perché molto spesso si parla di profili che non ci consentono poi di identificare chi si trova dietro certi commenti. Ma i ragazzi non devono preoccuparsi di questo, perché finché noi abbiamo un ideale, questo ideale deve essere portato avanti e deve essere portato avanti con estremo orgoglio, perché viviamo in un mondo nel quale purtroppo diciamo che il politicamente corretto sta prendendo il sopravvento, e noi che abbiamo il coraggio, perché si parla di coraggio, di staccarci da questo politicamente corretto e di combattere per qualcosa in cui crediamo, non dovremmo mai vergognarci, anzi dobbiamo essere fieri di quello che siamo e di quello in cui crediamo. Quindi quello che è successo a me è stato un evento estremamente spiacevole, so che non sono la prima, so che purtroppo non sarò l'ultima, ma dobbiamo farci forza e ripartire da questo. Ora, il motivo per il quale abbiano riservato questi commenti può essere appunto per l'esposizione con un determinato partito politico, piuttosto che purtroppo, questo dobbiamo dirlo, può essere dovuto al fatto che io sia donna e forse ad oggi Giorgia Meloni ci sta dando un grande aiuto, ma ad oggi la figura della donna in politica da qualcuno purtroppo è ancora vista con un po' di fatica, e noi dobbiamo farci portatrici invece di questo concetto del fatto che la donna può fare politica, deve fare politica e può esporsi quando vuole, come vuole, con l'ideale che più preferisce portare avanti. Vero, vero, assolutamente sì, e sinceramente a mio parere lo hanno fatto perché fai paura, ti hanno visto, ti hanno sentito, ti hanno ascoltato, hanno visto la tua decisione, il tuo piglio, e questa cosa insomma mette un po' di paura, e soprattutto appunto sai, se ti candidavi con la sinistra, a portare avanti qualche idea di sinistra è un conto, ma se non ti candidi con la sinistra sei una nemica, e quelli ci mettono poco assolutamente a scrivere qualche cosa, è così facile, schiacci sulla tastiera. Ringraziamo Giada Di Muzio, e la dovete seguire su Instagram, e scriveteli anche 2 parole di solidarietà, ma tu sai Giada che noi siamo da sempre in battaglia contro un certo pensiero unico, per cui quando arriveranno i risultati, e sono certo che sono quelli soprattutto a fare paura nella tua zona, in questo caso a Spoltore e non soltanto, Giada ricordati di noi di Radio Libertà, e combinazione torneremo a parlare di te, ok? Grazie di cuore. A prestissimo, buon lavoro. A presto, buon lavoro a voi.
Ciao a Giada Di Muzio, signori, nuova coordinatrice regionale Lega Giovani in Abruzzo. Io vado avanti con i miei team, presto a quota 200, signori, si torna a parlare di politica sul Corriere della Sera, l'intervista a pagina 14 di Claudio Bozza al generale Vannacci. I team Vannacci non possono essere un soggetto politico. Roberto Vannacci, sono parole di Matteo Salvini, è uno stop rilevante quello arrivato dal leader che le aveva affidato il voto in campagna per la Toscana, dove la Lega ha preso appena il 4,4%. Che ne pensa? Risponde il generale. Va fatta innanzitutto una distinzione tra ciò che riporta certa stampa e ciò che Salvini ha detto realmente durante il Consiglio federale martedì scorso. Io per primo ho ribadito che i team non sono realtà politiche, per di più esterne alla Lega, ma associazioni culturali per promuovere i nostri principi, difendere la nostra nazione e i nostri valori. Ma lei da vice segretario non ha partecipato alla riunione del federale, l'organo chiave del suo partito? E risponde Vannacci, non ho partecipato perché il 21 ottobre ero all'assemblea plenaria a Strasburgo. Io sono pagato per fare l'eurodeputato, oltre 500.000 di cittadini che mi hanno eletto si aspettano questo. Si poteva videocollegare, rintuzza il Corriere. Ripeto, io non ho voluto certo snobbare la Lega e poi mi pare che questo Consiglio federale non siano state prese decisioni particolarmente importanti. Se Salvini non gli ha imposto alcuno stop, ora che farà? Risponde Vannacci, l'azione e l'impegno dei team va avanti senza esitazione, come prima e più di prima. Se membri dell'associazione vorranno presentarsi come candidati ad elezioni future, lo potranno fare così come lo può fare ogni cittadino italiano. Ora i team sono 170, ognuno dei quali è composto da un minimo di 10 persone, ma a breve diventeranno almeno 200. Vannacci però non può negare che il pessimo risultato in Toscana abbia innescato forse malcontento contro di lei da parte di alcuni big. Risponde lui, a queste regionali ci sono tante cose che possono non essere andate per il verso giusto, ne parleremo a bocce ferme. La Lega in Toscana alle europee 2024 ha preso 6,2 con un totale di 102.000 voti. In Vannacci da solo, Vannacci da solo, ne ho presi 37.000. Se lei li toglie vedrà che il partito avrebbe preso il 3,9. Quindi alle europee c'era scritto Roberto Vannacci sulla scheda. In Toscana no. Diversi eletti leghisti si lamentano perché lei non paga il contributo al partito, calcolando anche la morosità, 30.000 euro da quando ha preso la tessera. Che risponde? Non so chi siano questi signori, se hanno dei problemi mi chiamino e li soddisferò con una spiegazione chiara. E ora mi scusi ma devo riattaccare che devo partire per Basilea, c'è una riunione del team locale, poi andrò anche in Campania e Veneto per le regionali. Ah, non ha mica risposto che non ha cacciato i soldi sto Vannacci. Si scherza. A proposito di Veneto, con Luca Zaia non vi amate proprio, per usare un eufemismo, giusto? Anche questo è un racconto di certa stampa, risponde il generale Vannacci. Con Zaia non ho mai avuto un incontro personale, quindi è un invito a un incontro con lui? Se ci sarà l'occasione, per me sarà un grande piacere. Sui 3 mandati di Zaia mi sono sempre espresso con favore, sono l'esempio di una grande, virtuosa realtà di governo. Intanto dalla Lega provano a gettare acqua sul fuoco, nessun caso sui team di Vannacci, non sono alternative alla Lega, basti pensare che alle regionali in Veneto risultano candidati 4 membri dell'associazione Il Mondo al Contrario, ma va benissimo, dico io, va benissimo. L'importante è che siano persone con esperienza, in gamba e che non si usino listini, sotterfugi vari. D'accordo? D'accordo. Così sul Corriere l'intervista al generale Vannacci non è finita, signori, perché c'è un'altra segnalazione a pagina 18 del Corrierone. I migranti pericolosi. Le vostre figlie lo sanno. Signori, siamo in Germania e le donne insorgono contro la frase di Merz. A Berlino in migliaia sotto la sede della CDU. Le ha invocate, le ha chiamate e loro sono venute. Fin sotto la sede della CDU, anche se il cancelliere avrebbe preferito evitarlo, le Thatcher gegen Merz, le figlie contro Merz, hanno sfilato di sera con cartelli in mano, un serpentone con qualche migliaio di Thatcher vecchi e giovani per dirgli di non parlare a loro nome. Capitanate da Lisa Neubauer,
Everywhere, che un tempo organizzava i Friday for Future. Lei ha figlie, ha detto il cancelliere a un giornalista, suggerendogli di chiedere a loro se si sentono sicure e uscire di sera. E da una settimana che Merz è sulla graticola in Germania, rifiutando sempre di correggersi o ritrattare. E la Germania è immersa in una polemica sulla sicurezza che invece di scemare non fa che crescere ogni giorno. Tutto è iniziato quando Merz in un comizio si è lanciato in una di quelle fulminanti definizioni che l'hanno reso un efficace oratore d'opposizione e più problematico da cancelliere, almeno stando alla tradizione tedesca. Parlando di migranti davanti a un governatore dell'SPD che annuiva, ha detto: ma certo, nell'immagine delle città abbiamo ancora questo problema ed è per questo che il ministro dell'interno lavora per attuare rimpatri su larghissima scala. Come si traduce Stadtbild? Una di quelle parole composte da città, stat e immagini, Bild, istintivamente comprensibili e pressoché intraducibili: paesaggio urbano, ambiente cittadino, immagine cittadina. E mentre i traduttori si scervellavano su come renderlo nelle altre lingue, la sostanza suonava agli occhi di molti come una gaffe razzista. Un cancelliere turbato che il decoro delle città venga rovinato dagli stranieri. Ecco un cancelliere tedesco che fa un commento razzista, ha affermato uno storico. Qua mi fermo, ma il Corrierone prosegue l'articolo sulla Germania, più che mai interessante. Ultima segnalazione dal Corrierone, l'intervista ad Alberto Mantovani, medico scienziato, presidente di Fondazione Humanitas per la ricerca, uno degli ospedali che funziona meglio, l'immunologo italiano più citato nella letteratura scientifica internazionale. Una persona che ha il cancro non deve preoccuparsi anche dei costi per la cura e ci vuole più prevenzione. Così l'immunologo, che aggiunge la sostenibilità del sistema sanitario, richiede efficienza. Paginone quest'oggi sul Corriere della Sera. Siamo di corsa e mi scuso, oggi accidenti, sono in ritardissimo anche con le telefonate, ma se c'è qualcuno che vuole entrare in onda in questo momento lo può fare. Chiamate al volo 0292947222. Ho tempo per il tempo, certamente, ma la temporannum. Dopo l'inchiesta del Tempo, le minacce e le querele al nostro giornale, si stringe il cerchio attorno all'uomo considerato vicino ad Hamas. Salvini va cacciato dal paese. Gasparri interroga Piantedosi. Solo la sinistra continua a tacere sui legami con i gruppi terroristici. La frase shock del consigliere PD di Milano, ve l'ho fatta sentire ieri, ha detto: la lotta armata è legittima. La prima pagina del quotidiano Il Tempo, con Tommaso Cerno che commenta: avanti tutta contro l'islamismo radicale tra i cheerleader della libertà di stampa. 0292947222. Chi vuole parlare in diretta può chiamare ora. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Mi è sfuggito o non hai dato un'occhiata al Tempo oggi? Infatti lo sto proprio leggendo adesso, sì. Scusami, perché io ti ascolto dal telefono, quindi il tempo di prendere Certo. la linea, mi sono perso qualcosa. Allora, quello che ha detto il cancelliere tedesco non è semplicemente la verità. E parlando dell'Italia, perché la Germania è messa peggio dell'Italia, Germania, Francia, Paesi Bassi, Olanda, tutta Europa probabilmente è messa peggio dell'Italia, solo che in questi ultimi 2 anni noi abbiamo recuperato il gap con loro, tant'è che non passa giorno che non ci siano delle violenze sessuali, degli stupri, degli omicidi. E di questo cosa o chi dobbiamo ringraziare? Il buonismo giallo, rosso, ma anche di Forza Italia, perché come hai detto anche tu in precedenza, persino Forza Italia ha degli esponenti che sostengono che per togliere l'illegalità bisogna far entrare più gente e dare loro la cittadinanza, come dando la cittadinanza degli stranieri che non condividono i nostri valori li farebbe diventare automaticamente delle mammolette. Ma davvero noi crediamo che chi spaccia droga nelle nostre città, nei nostri giardini, ovunque, chi ruba, chi insomma commette dei reati ed è straniero, diventando cittadino italiano smetterebbe di farlo? Loro sanno benissimo quello che fanno, sanno benissimo che molto spesso
quando vengono arrestati, vengono rilasciati con tanti saluti e grazie, e quindi continuano a farlo. Finché noi non riusciremo a prendere queste persone che sono pericolose per il nostro paese, dichiararle indesiderate e rimandarle al loro paese, non risolveremo niente, e di questo il centrodestra deve farsene una ragione e muoversi, altrimenti lo pagheremo alle prossime elezioni. Ciao Sammy, grazie. Grazie a te, avremo modo di parlarne anche nelle prossime settimane. Ospiterò uno scrittore che porta avanti nel suo ultimo libro l'idea che invece, se dovessimo dare la cittadinanza italiana a questi ragazzotti, probabilmente molti di questi non farebbero più questi errori. Ma l'ossessione per Hitler della candidata di AVS e quei post a sua insaputa, signori, siamo ancora sul Tempo a pagina 5, è ancora lei, la Fataier, che disconosce le frasi sul Führer, sugli ebrei, ma spunta un altro commento contro gli israeliani. E insomma, potentissimo oggi il Tempo, anche parlando della flotilla che doveva intervenire in una scuola, salta l'evento con la flotilla e il liceo Righi incolpa il Tempo, il liceo scientifico romano, dove doveva intervenire un rappresentante della flotilla. Dopo l'articolo sul Tempo è arrivata la circolare con scritto: posticipiamo la conferenza per tutelare la sicurezza degli studenti. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Ciao. Sì, ciao Sammy, sono Marco da Milano. Quella. Quello di prima era Marco da Mantova, per caso? Ma va? No, ma non per quello, perché non vorrei che magari avesse anticipato lui quello che stavo dicendo io, visto che parlava di Forza Italia e dei suoi rapporti con l'immigrazione, no? Perché una cosa che non ho sentito anche nelle rassegne stampa tue, no? È che mi pare che Tajani abbia fatto arrivare dalla Palestina qualche centinaio di ragazzi, classificandoli, dandogli delle borse di studio e mandandoli alle università nostre, no? Praticamente. La mia domanda è: chi sono questi? Che intenzioni hanno? Vengono qui solo per studiare? La domanda è: chi ci stiamo tirando in casa? No? Io tengo presente faccio presente, se qualcuno lo ricorda, che i personaggi, cioè i terroristi dell'11 settembre, erano in America e hanno avuto tutto il tempo di prendersi il brevetto di volo civile, per fare quello che poi hanno fatto. Cioè, quindi erano in America da un bel pezzo, tranquilli, classificati come studenti, come gente con non so quali permessi avessero, no? Praticamente, e poi hanno fatto quello che hanno fatto. Grazie caro, meditate gente, meditate, ma io vi lascio con la meditazione ormai divenuta storica, la frase shock del consigliere del Partito Democratico che ha detto è legittima la lotta armata di Hamas a proposito di chi ci imbarchiamo. Dicevo, vi lascio con questo speakerato che c'è su Instagram, ma tranquilli, ritorno, e come che ritorno questa mattina alle ore 11. È legittima. La lotta armata è legittima sulla base del diritto internazionale. Che sia fatta dai socialisti, che sia fatta dagli islamisti, è sempre lotta armata. Io l'ho capito che a tutti voi razzisti parte l'embolo appena sentite parlare in arabo, subito islamista di qua e di là. Signori, non è la stessa cosa. Hamas non è uguale all'ISIS, punto. Ma lo dice la storia di quella regione. Dovete imparare, andate a studiare, siete solo degli ignoranti, siete. Poi uno può essere d'accordo o no a livello politico sui posizionamenti di Hamas o su un gruppo come Hamas, questo è legittimo, ma questo non significa delegittimare la lotta armata, perché la lotta armata è legale dal punto di vista del diritto internazionale. Avete ascoltato